una vergogna. E basta. E basta. Citate a parlare solo che degli altri. Guarda che ci siamo anche noi altri e ci sono anche quei altri. Allora, è semplice. Il mondo non gira intorno agli altri. Dovete avere il coraggio di dirlo. No che ci girate intorno come Girardengo, dai. È la cosa artificiale. Intelligenza artificiale. Che ti fanno vedere il coso Trump che ci dà in baso il coso Putin e che dopo si abbraccia col coso Zelensky, dai. Parlano robe vere invece sono cose artificiali, dai. È una vergogna. Dove andremo a rifinire? È tutto artificiale come i fuochi dell'ultimo dell'anno, dai. Che una volta per fare i compiti dovevi cosare sull'abbecedario. Quello sì. Adesso ci dici alla cosa artificiale, fammi i compiti e va, te le fa. Che dopo non sanno neanche fare alla tabellina del 5, dai. Bravo Berto, qua sì, da professore. E basta. E l'olio? C'è l'olio? Dai, quanto costa l'olio adesso? Dai. È vero. C'è gente che invece di regalarci i recini a sua moglie gli regalano 1,5 litri di olio. I cosi center. I cosi call center. Quelli che ti chiamano a tutte le ore per dimandarti se vuoi cambiare il coso del gas e della luce. O quelli che vogliono più parti i materassi rivoluzionari con il materiale delle astronavi. Addirittura. Avviene il nostro incaricato appena smonto dalla luna. E poi che pagare in comode rate il TAN del 0%. Dai, su, è una vergogna. E in omaggio ti diamo una quarta di lana merinos delle pecore della Nuova Zelanda che fanno le cacche che sanno di cioccolata. No, ma ci sono certi becciotti che ci cascano dentro con tutte le salate e le babbucce. È una vergogna, dovete dircelo al sindaco. Ma il sindaco non può su queste cose. E quelli dei telefonini. Quelli cosa fanno? E ti do 200 minuti di conversazione a gratis che mia moglie che ha una batola che senta parlare l'ha fatto di pacca il contratto. Ci credo. Che proprio ieri mi è capitato il video del coso Super 8 del mio matrimonio che mi sono emozionato come un buteletto. Davvero? Che bello. vero. Hai vissuto il giorno più bello della tua vita, immagino. Sì, se lo guardo al contrario. Sì, soprattutto quando sembra che io ci cavo l'anello, che la riconsegno a sopare e che vado in drio cool in cesa come Michael Jackson. E via verso nuove avventure. Dai. Una vergogna. E basta.